Latte Art 2012, seconda edizione. Stiamo aspettando i componenti della FIB perché è proprio con loro che ricominceremo questa seconda parte della giornata. Poi avremo gli amici del gruppo Planet One, anche loro invece li vedo già abbastanza pronti. Per quanto riguarda la Federazione Italiana Barman... Va bene, allora il mio collega procederà nella preparazione di un semplice frozen in maniera un pochettino alternativa con i prodotti che abbiamo a disposizione. E quindi normale prassi, diciamo, raffreddamento dei bicchieri come di consueto. Il bicchiere freddo permette sempre di mantenere il drink più fresco, più a lungo, e quindi permette al cliente di poterlo gustare in maniera più tranquilla, senza doverlo bere, senza che si scaldi. Anche un po' lo metto in bocca. Quindi il frozen effettivamente è un cocktail fresco, richiede l'utilizzo di un blender, un macchinario ad alta velocità che permette la frantumazione completa del cubetto di ghiaccio e quindi una specie di spuma che viene bevuta e sorseggiata, sempre fresca. Non lo so, una portata era buonissima. Prima di tutto nella campana del blender vengono inseriti gli ingredienti, per ultimo il ghiaccio. In questo modo abbiamo le dosi esatte per quanto riguarda la nostra miscelazione nella quantità di bicchieri desiderati. Il ghiaccio potrebbe portare anche a ingannare l'effetto visivo della quantità. Che ingredienti stiamo utilizzando? Intanto ho usato dell'arancio fresco, ho usato dei succhi di frutta, poi stavo utilizzando come base alcolica della vodka, un po' di vodka alla pesca, dove il distillato base tende a dare una struttura di corpo, il liquore aggiuntivo tende a dare un aroma. Queste sono delle postazioni che voi utilizzate per delle manifestazioni? Queste sono postazioni mobili che utilizziamo tranquillamente, quelle che possono essere varie manifestazioni, esposizioni, o anche se fosse richiesto un tipo di servizio tipo catering, è utilizzabile al 100%. Quindi per tutti gli eventi che possono essere. Qualsiasi cosa è trasportabile tranquillamente, non ha un peso eccessivo e è completo delle vasche sia per il ghiaccio che per la frutta che per qualsiasi cosa accessorio. Abbiamo anche una vasca supplementare che non è visibile da fuori, dove noi teniamo una specie di vasca americana dove sono messe le bottiglie e quindi l'abbiamo subito a pronta presa. Bene, bene. Nel video si vede? Sì? Nel maxi schermo? Sì. Come? Nel video si vede, sì. Certo, sicuramente. È normale la reazione che c'è dell'utilizzo di frutta fresca nell'avere una specie di schiuma all'interno della campana, maggiormente addirittura utilizzando l'ananas fresco, perché proprio l'ananas tende a montare in maniera indescrivibile, quindi ci porta anche a poter sballare le dosi tranquillamente. Ricordiamo il nome del cocktail? Siracusa Nord. Bene, un bel omaggio per Siracusa sicuramente. Perfetto, un applauso. Ringraziamo Mario della Federazione Italiana Barman. Benissimo, allora grazie alla Federazione Italiana Barman che ha praticamente dato il via alla seconda parte di questo nostro pomeriggio. Sì, passo la linea qui ai ragazzi della Planet One e Accademia del Bartender. Vediamo un attimino che cosa ci illustrano. Andremo a proporre una variante del Key Royale, Key Royale destrutturato. Che significa destrutturato? Cambieremo la forma della struttura e andremo a fare delle sfere. Queste sfere sono solide fuori e liquide dentro. Andiamo a prendere le sfere che abbiamo fatto già prima.
in un bagno calcico. Ora le metteremo, le asciugheremo, le andremo a versare direttamente nel cocktail con un cucchiaino di servizio per prendere le sfere. Ok, il cocktail è servito. Vi faremo vedere come si fa una sfera in diretta. Si prende la madre con raspberry e si mette nel bagno calcico e si fa aspettare alcuni secondi, così si crea la patina esterna e il liquido rimane dentro. Vabbè. Qualche Lavoro di precisione. Certo. Qualche secondo d'attesa, il tempo che si formina la patina esterna. Sono nuove tecniche, anche Sì, sistemi. molecular mixology, bar chef, cocktail molecolari, sono tutti una cosa. Diciamo che sono delle nuove tecniche con dei prodotti naturali, sono addensanti, che troviamo in tutti gli alimenti o in tutti. Andiamo a servire il cocktail e ora vi facciamo vedere un kamikaze con un'alia di cranberry. Cos'è l'alia? Avete presente la schiuma da bagno? La stessa cosa. È un velluto, dà solo il sapore, si deve sentire in bocca, svanisce il sapore, si sentirà solo il sapore del cranberry. Con un ossigenatore d'acquario abbiamo fatto l'aria, andremo a fare il cocktail. Vodka triple sec e sour. Andiamo a shakerare. L'aria la andremo a depositare come guarnizione complementare sul cocktail. Sia come decorazione che come ingrediente. L'ausilio di un cucchiaino metteremo, l'appoggiamo delicatamente sulla superficie del cocktail, rimane in sospensione e galleggia perché è più leggero. Andremo a servire il nostro cocktail. Kamikaze con aria di cranberry. Fatto? Devi aggiungere qualcos'altro? Niente. Io volevo aggiungere questo, che Coffee Show Latte Art è conoscenze, competenze e nuove tendenze. Giorgio ci ha dato la descrizione, quindi a 360 gradi le nuove conoscenze, le nuove tecniche anche per un nuovo cocktail. Grazie. Grazie allora all'Ateneo del Bartending Planet One, ospiti anche loro quest'oggi al Coffee Show Latte Art 2012. Vi presento adesso Vito Guzzardi, che è il fiduciario della sezione Ragusa Siragusa Barocca, e di conseguenza presenterà, diciamo, una parte della squadra, perché non siamo tutti questi. A te la parola, Vito. Buonasera a tutti. Io sono il fiduciario della Mira Ragusa Siragusa Barocca, praticamente il fiduciario di 2 province, e ne sono contentissimo e fiero di appartenere sia a Ragusa che a Siragusa. Noi abbiamo un direttivo, quest'oggi il direttivo non è completo, ma una buona parte del direttivo è qui presente. Noi abbiamo il vice gran cancelliere Rosario Magri. uno del direttivo Martucci Giuseppe. Maurizio Brugaletta. Maurizio Notorio. Antonio Mancarella. Praticamente queste fanno parte del direttivo Amira Siragusa e Ragusa Barocca, e quest'oggi volevamo presentarvi un piatto particolare. Perché particolare? Il piatto stesso lo dice tutto, ha i 4 sensi.
Per i ragazzi della scuola alberghiera, cosa sono i 4 sensi? Qualcuno mi sa rispondere? Ragazzi, ve lo dico io? Quali sono i 4 sensi che si provano nella lingua? Il dolce, l'amaro, il salato e l'acido. Perfetto. Allora, questo piatto praticamente che abbiamo presentato noi della Mira Ragusa Siragusa Barocco avrà questi 4 sensi che vi sto per presentare. Allora, il salato è dato dai capperi. Voi sapete che i capperi sono salini, no? Il dolce è dato dalla burrata. Sapete cos'è la burrata, vero? Questa è una burrata di bufala. Praticamente è una mozzarella esterna e all'interno tutta la crema di panna. Questa è la burrata. Poi abbiamo l'acido. L'acido è presentato dai limoni di Siracusa, buccetta di limone di Siracusa, che danno sia la parte di acido sia la parte di freschezza nel piatto. L'altro? La sensazione dell'amaro. Come potevo dare a un piatto l'amaro? Allora, l'amaro è dato dal caffè in polvere. Io spero che questo piatto vi affascini un pochettino. È chiaro che non lo potete assaggiare tutto, magari qualcuno alla fine lo assaggerà, e veramente, dico veramente, dopo tanti studi che noi abbiamo fatto su questo piatto, si sentono veramente i 4 sensi del piatto. Grazie, possiamo iniziare? Certo. Allora, il piatto lo farà Maurizio Notorio. Applauso di incoraggiamento a Maurizio, dai Maurizio. Il maître Maurizio Notorio, che adesso realizzerà per voi tagliolini ai 4 sensi. Rigorosamente noi abbiamo prodotti che sono del territorio, perché noi vogliamo mettere in evidenza il nostro territorio, per cui abbiamo un olio DOP dei Monti Blei, vero? Allora abbiamo messo l'olio, adesso metteremo del porro e del peperoncino rosso. Lasciamo soffriggere lentamente. E aggiungeremo il salato, i capperi. Adesso è la parte più bella, quella praticamente scenografica, perché noi siamo degli attori, voi praticamente siete in teatro e in questo momento stiamo facendo un po' di teatro. Il flambé. Bravi. Aggiungiamo del brodo vegetale. Mettila ancora. Mettiamo dentro le buccette di limone. E adesso andiamo a mettere i tagliolini a crudo. Praticamente la cottura la facciamo direttamente in padella.
sail, let me on the Congo flow. Let me reach, let me beach on the shores of Tripoli. Let me sail, let me sail, let me crash upon your shore. Let me reach, let me beach far beyond the yellow sea. Questa pasta ha una cottura breve, dai 3 ai 4 minuti. Adesso mettiamo dentro la burrata. Signori, il piatto è finito, adesso impiattiamo. Come letto del piatto ho messo una crema di patate. Per ultimare il piatto, l'amaro in quello che è il caffè, per dare colore del pomodoro essiccato, delle foglie di pomodoro essiccato. Signori, il piatto è finito. Tagliolini ai 4 sensi, complimenti veramente alla Mira, Associazione Metri Italiani in Ristoranti ed Alberghi, complimenti al maître Maurizio Notorio che li ha preparati per voi con la supervisione del signor Vito Guzzardi, che è il fiduciario della sezione Ragusa Siracusa Barocca. Allora, 2 caffè ristretti in una tazza grande. Vediamo di prepararli velocemente con Andrea Antonelli che si produce in un... Sì. 2 espressi velocissimi. Solito procedimento di raffreddamento dei bicchieri. Naturalmente potete seguire il particolare sul maxi schermo. In questo momento sta andando a freddare, a mettere del ghiaccio all'interno della campana di acciaio, in questo caso un Boston, che serve esclusivamente per miscelare quei prodotti che hanno lo specifico diverso. Ha raffreddato l'acciaio, va in 2 bustine di zucchero all'interno della nostra tazza di caffè.
distillato di vodka, elemento principale e ultimo elemento caffè zuccherato. Abbiamo utilizzato un prodotto Siracusa, Esatto. antico amaro siciliano, il carrubone, l'acqua in eccesso ed ecco che versa all'interno dell'acciaio i ingredienti. Shakerata che deve essere breve ma intensa. Va a eliminare il ghiaccio dalle flute e a questo punto va a inserire va a completare con la decorazione, mi pare di capire, oli essenziali di arancio. E questo è pronto. Io questo gli do 10 lode anche senza assaggiarlo. Poi gli do 30 lode dopo che lo assaggio. 110 lode. Potrei rifare un applauso. Grazie. Giorgio, a te. Allora, regia, musica.
Vogliamo sentire un applauso caloroso per questi equilibristi, io quasi quasi li definirei così, dell'Ateneo del Bartending Planet One. Ancora un applauso, bravi! Allora, Andrea Antonelli e Chiara Bergonzi. Grazie. Grazie. Allora io prendo la parola e parto dalla lampada. Come Maurizio prima ha fatto questo piatto speciale, vedo che però non c'è più la padella, vuol dire che l'hanno portata via e sono andati a lavarla. No, non mi serve. Questa qua è la padella, che però sulla lampada non ci sta. Ciò vuol dire che è la padella di un'altra macchina. Questa è un portafiltro, il portafiltro della macchina per espresso. Io so che voi siete qua tutti in attesa di Chiara Bergonzi che è alle mie spalle, ma io ve la rilascio tra 10-12 minuti. Sto preparando la macchina a Chiara, sto manutentando la macchina a Chiara. Deve essere perfetta e ogni estrazione deve avere una crematura che le consenta di fare un'estrazione e una latte art che poi vedrete con i vostri occhi. Cosa bisogna fare e perché? Perché pulire la macchina? Pulire questa attrezzatura calda e fredda, che non si differenzia di molto, è fondamentale, perché io ho il compito di togliere i grassi depositati dal caffè su queste superfici, macchina, filtro e campana. Vedete che questi prodotti ormai hanno preso dell'olio, a queste temperature si scaldano, irrancidiscono e trasferiscono la bevanda che tanti di voi hanno bevuto oggi, chiamata espresso, lo ricordo a tutti, si chiama espresso, questo che si beve in tazzina, dei gusti, delle note negative, che magari qua non c'erano, ma con la lavorazione del prodotto sono finite in tazza. Sarò breve. Pulizia della campana. Abbiamo uno specifico prodotto. Chi è che mi prende della carta gentilmente? Che me l'hanno soffiata senza che me ne accorgessi. Grazie mille. Grazie Chiara. Sì, anda. Campana. Primo prodotto, Pulibar Steril, sterilizzante per superfici dure. La particolarità di questo prodotto è che non rilascia nulla sulle superfici e mi permette di continuare a lavorare subito dopo 7 secondi. Questo è il primo prodotto che ho utilizzato. No, tante volte il barista mi dice non ho tempo di pulire la macchina. Io lo faccio, parlo, ve lo spiego, gioco, mi piace, mi diverto, è il mio lavoro. Secondo lavoro, devo pulire le macine. Dove che ci sono delle macine? All'interno della camera di macinatura, che vanno a spinuzzare i chicchi. Le macine sono delle grattugie che consentono ai chicchi di essere trasformati in polvere. Chi di voi mi sa dire, Gaetano, magari tra il pubblico, Gaetano, io ti vedo sempre in movimento. Sì, in movimento. Tra il pubblico, chi sa in quante parti viene sminuzzato un chicco di caffè macinato per espresso? Chi è che lo sa? C'è un gadget. C'è un gadget, ce n'è più di uno, via. Cominciamo a giocare così. Sentiamo un attimino. Cominciamo ad aumentare la posta, via. 50 chicchi, 7 grammi. Non mi sono espresso male allora. No. Espresso male. Un chicco di caffè, 1. In quante parti viene macinato per ottenere, per quello che sarà, un espresso? Sono tanti, Chi si avvicina prima un kit in omaggio, via. Un kit in omaggio. 1000, più di 1000. Più di 1000. Chi è che l'ha detto? Io. No, via. Chi è che fa il barista qua? Voi fate i baristi? C'è qualche barista presente in sala? No? Nessuno? Più di tanti qualcuno Ma lo chi fa, abbiamo dice. qua oggi? 3500, 3800 parti, 3005, 3008. Se questo esposto all'aria dura una giornata, il chicco, 3500 parti durano 3500 volte meno, circa 5-7 minuti. Questa è la durata effettiva del caffè macinato. Questo è un problema. Per pulire appunto le macine, altrimenti rimarrebbe troppo residuo in camera di macinatura per troppo tempo, abbiamo un altro prodotto, Grind, degli amidi. Qua non parliamo più di un detergente, qua parliamo di amidi, di cristalli che vengono versati in questo modo sulle macine. Si riposiziona la campana, si aggiunge una manciata di caffè in grani. Vedete che questo lo chiamo caffè, quello che io estraggo lo chiamo espresso. E poi macino. Scenderà il prodotto macinato, poi comincerà a scendere il caffè fresco macinato. Tutto il residuo lo prendo e lo butto via. Pulizia del macino dosatore, perché questo è l'inizio della filiera dell'estrazione dell'espresso.
E non mi dite voglio imparare a fare la latte art e poi l'estrazione di caffè è pietosa, perché la latte art significa disegnare con del latte, con una ottima tessitura di latte, su un'eccellente tessitura di espresso. Perché? Perché quello che vedete poi voi, cuori, foglie, tulipani a più elementi, è frutto di ciò che sale dal caffè. Quindi se avete un'ottima estrazione senza bolle, il disegno vi verrà con più contrasto. E questo Chiara lo sa. Macinino pulito. Gaetano, domande? Sono Io domande, sto andando vediamo abbastanza chi veloce cucina. perché per me sono cose semplici, però magari abbiamo qualche barista con qualche domanda da fare, qualche ragazzo giovane che magari deve aprire un locale, qualche dubbio. Ci si fa tanti problemi. No, volevo fare un'altra domanda io. Come mai? Ma non c'entra niente su questo. Beh, se non c'entra niente con la pulizia mi fa piacere, dimmi. Volevo sapere soltanto perché le tazze le tenete in quel modo anziché... Perché le tazze sono girate verso l'alto. Posso farti una domanda io? Perché le tazze le gireresti verso il basso? Non so. Ah, ok. Non so. No. Sono 120 rubli. Allora, la tazza girata verso l'alto è a scopo igienico, quindi. Questa macchina produce calore, dentro c'è una caldaia o più caldaie, ho detto una ma generica. Qua sale calore. Quindi assieme al calore sale anche la polvere. Da sotto c'è polvere. Di solito la tazzina la tiri fuori dalla lavastoviglie così e la prendi e la metti sulla macchina così. Ciò vuol dire che sul fondo di questa tazza si impacca polvere. Quando poi la capovolgi per inserire dentro l'espresso c'è uno shock. Questa crema, questa emulsione espresso che dovrebbe essere fitta va in tensione con la polvere che c'è dentro. Poi per un'altra ragione, che secondo me è la prima. Ciò che deve rimanere importante di una tazza non è il labbro che quando ti rimane appiccicato alle labbra, ma è il fondo. Il calore si propaga verso l'alto. Se ho un fondo caldo, anche tutto il resto della bevanda mi rimane calda. La tazza è troppo calda e il caffè non gli sembra, gli sembra freddo, ma in realtà è la tazza che è troppo calda. Quindi mettendola al contrario, il bordo è freddo e sotto è caldo. Prendi quel tuo cliente lì, fai mettere le tazzine come vuole e poi gli dici prendi lo straccio e lo metti sopra, poi ti ci siedi sopra, se non è ancora sufficientemente calda si lamentano del caffè freddo, ma il caffè non è freddo, è la tazza che scotta. è la percezione, vedi? È la percezione di quello che prima, forse mi sfugge il nome, si parlava di sapori, dolce, amaro, acido e salato. Se una bevanda ci risulta fredda e in quella miscela ci sono magari delle origini di caffè più amare rispetto ad altre, che cos'è che vado ad esaltare a freddo? La parte amara. Però magari non è colpa tua, è colpa di chi conta quei chicchi che mette nel sacchetto. Perciò puoi rimandarlo al legittimo proprietario. No, ecco, questa non è una regola. Nel mio lavoro secondo me non ci sono regole. Mi piace perché è un po' sregolato. Genio e sregolatezza. Però se, come dici tu, oltre al vapore che sale c'è anche la polvere, tenendo la tazzina capovolta, evidentemente la polvere si va a depositare. È fondamentale. Esatto. Una cosa importante, avete un bar in spiaggia? Come? Avete un bar in spiaggia? Sì. Allora la tazzina si gira. Ne abbiamo più di uno di bar in Spagna. Meglio un po' di polvere che sali dal basso verso l'alto, sabbia che viene dall'alto verso il basso. Allora, aspetta, allora chiariamo questo punto. Se il bar è vicino a una spiaggia, le tazzine vanno capovolte. Se il bar è in città, le tazzine verso l'alto. Io penso che neanche qua ci sia una regola. Io penso che il barista debba essere la persona cosciente. Che caffè sto bevendo? Pronti a dire il marchio? No, attenzione, sto bevendo un caffè che arriva da Guatemala, non so, un caffè di altura. Ne sapeva parecchio il signore che parlava stamattina. Quanti dei nostri baristi sanno queste cose? Ci dicono il marchio, aspettano l'euro e poi ci mandano via. Penso che con un po' di cultura, un po' di formazione si possa arrivare a decidere autonomamente se le tazzine vanno girate verso il basso o verso l'alto. Prego. Volevo dirti una cosa, però le tazzine quando tu le esci dalla lavastoviglie, se vengono messe basso, quel poco di acqua che rimane nella tazzina scende, no? Ci siamo... Scusa, Chiara. Ci siamo fermati sullo straccio. No. Questo è di fondamentale importanza per il barista. E serve
Per asciugare la tazzina. Però se lavori tipo in un autogrill e fai molti caffè, non ti puoi mettere ogni tazzina a asciugarla, no? No. Allora, prima di tutto volevo... vai. Ci siamo bloccati sulla tazzina. Ma usciamo subito. È un usciamo vespaio subito. questa della tazzina. No, usciamo subito. Andiamo a disturbare anche il tender. Io credo, qua abbiamo un team, un Boston team abbiamo. Io credo che questi ragazzi siano qua. Vedete? Ci sono dei dosatori, non so come si chiamano, come si chiamano? Metal Pur, che debbano fare un drink, o anche dall'altra parte, che ne debbano fare 2000 a sera. Per loro un drink è sempre un drink. Non contano se hanno fretta o se non hanno fretta. Questo è l'importante, conoscere il proprio lavoro, il proprio mestiere. Se devono fare un mojito non possono farlo di corsa, perché un mojito è mojito. Mi sbaglio?